Buongiorno, buongiorno e buona domenica, 12:03, anzi ormai quasi 12:04, domenica 4 luglio, buona domenica a tutti, dicevo, il nostro appuntamento consueto anche la domenica con il nostro Focus TG, cioè con insomma, la possibilità di avere aggiornamenti sulla cronaca, su quello che accade a nord-est, insomma cerchiamo di tenervi compagnia anche alla domenica. Prima di pranzo voi potete continuare con le vostre attività casalinghe e nel frattempo ascoltare anche noi. Tra l'altro oggi andremo subito a Treviso, anzi stiamo già andando a Treviso perché diamo la linea a Marta Marangon che è a Villa Margherita per la riapertura di questa villa del parco, una riapertura anche affidata alle associazioni di disabili e a schiacciati dalla crisi con la nostra Mirella Tuzzato. Sentiamo la Marta. Viene presentata un'iniziativa molto bella che prevede la riapertura di questa storica struttura del parco meraviglioso, di questa storica struttura per attività motorie estive per le persone con disabilità. Villa Margherita Parco Inclusivo si chiama questa iniziativa e la promotrice dell'evento è Mirella Tuzzato dei Veneti Schiacciati dalla Crisi. Buongiorno Mirella, buongiorno. Grazie naturalmente per questo evento bellissimo. Vuole spiegare ai telespettatori di cosa si tratta? Semplicissimo, Villa Margherita Inclusiva, aperta alla cittadinanza, aperta a tutti, dove uno non dovrà più dire vado a trovare l'handicappato, il diversamente abile, vado a fare una partita di scacchi con Mario, vado a giocare una partita di carte con Paola, vado a leggere un libro semplicemente assieme ad altre persone. Questo è l'obiettivo, includere, non dividere. Questo è il mio obiettivo e grazie veramente a tutta la squadra che ho avuto, una squadra di volontari enorme che ha lavorato in pochissimo tempo per realizzare questo obiettivo, includere. Ecco, qui stiamo vedendo tanti rappresentanti delle associazioni della città, dei CEOD, le famiglie. Che cosa rappresenterà per tutte queste persone un progetto come questo di Villa Margherita? Il respiro, li faremo respirare, li faremo divertire, li faremo giocare. Ecco, sarà per loro un momento veramente, dopo tanti anni di sofferenze, di serenità. Questo dovrà diventare Villa Margherita e si chiamerà Villa Margherita. Ecco, lei ha aperto l'incontro di oggi con un pensiero ad una bambina che ha un po' ispirato anche questo progetto, no Mirella? La piccola Beatrice, saluto mamma Valentina e la famiglia, un abbraccio grande a mamma Valentina che doveva essere qua con noi, ma ha deciso di no. Ha deciso di fare un altro percorso. Forse è stata lei che mi ha mandato il sole. Tutti i miei bambini che sono là. Però è qua. Basta. Ecco Mirella, sappiamo che in queste occasioni ci sono sempre i ringraziamenti, no? Ne abbiamo sentiti tanti perché davvero sono tante le persone che si sono adoperate, ci hanno messo l'anima, il cuore, il portafoglio anche, perché non dobbiamo dimenticarlo, no? Anche questo serve per un'iniziativa di questo genere. Il suo grazie più grande a chi va? A tutti, non c'è un grazie, ci sono milioni di grazie. È una grande famiglia che abbiamo creato, che mi supporta, mi aiuta, mi dice vai avanti, ci siamo noi e siamo arrivati a questo oggi. E devo ringraziare il sindaco Mario Conte che non mi ha detto di no. Poteva dirmi di no, tanto io non ero mai entrata, non sapevo neppure cos'era questo parco. Poteva dirmi per questioni di sicurezza e invece bisogna dire la sensibilità di questo sindaco. Abbiamo il governatore più amato d'Italia, forse diventerà il sindaco più amato d'Italia, chissà, perché ha la sensibilità di capire, di andare oltre la politica, destra, sinistra, centro. Qui è questione di sensibilità, di volere aiutare. Questi ragazzi, guardateli, meravigliosi, sono loro i protagonisti oggi, non è Mirella. Io parlo, ma dovete intervistare loro, sono loro i protagonisti. Grazie. Grazie allora Mirella Tuzzato per questa iniziativa. Citava Mirella il sindaco di Treviso, Mario Conte, che insomma si è dato davvero da fare per poter avviare questo progetto.
Sì, in realtà il grande ringraziamento va a Mirella, perché poi i progetti nascono dalle idee, dalle persone, e credo che Mirella sia stata proprio la scintilla per questo grande progetto. Ringrazio il direttore generale Francesco Benazzi, e poi l'ho detto prima nell'intervento, l'obiettivo è quello di aver aperto oggi i cancelli e di non chiuderli più, di fare in modo che questa Villa Margherita diventi la sede delle associazioni di tutti coloro che si occupano di disabilità, di questi ragazzi fantastici che hanno tanta voglia di dare, di imparare e di cominciare un percorso di inserimento nella società, e credo che questi spazi siano perfetti per loro e per le loro famiglie. Sempre si è parlato di progetti culturali e credo che continueremo a parlare di cultura, ma cultura della persona, cultura dell'essere umano attraverso la formazione, la sensibilizzazione, e quindi è vero, forse oggi mancano i soldi, però non mancano le idee, non mancano i progetti, non manca il cuore, non manca la testa, e quindi una stanza alla volta cominceremo questo percorso di riqualificazione, di restituzione alla comunità di questo bene attraverso anche questi ragazzi straordinari che hanno davvero tanto da dare, quindi grazie davvero di cuore. Oggi usciamo da questa villa con il cuore gonfio di gioia. Ecco, quindi Sindaco ci dà anche una notizia, nel senso che insomma ora si parte con il parco, con l'apertura di questo meraviglioso parco appunto alle attività motorie per i ragazzi disabili, ma ci sarà un futuro di apertura anche della villa, che da tanti anni è chiusa e che da tanti anni, no, è al centro di numerosi progetti che però fino ad oggi non hanno mai trovato attuazione. Sì, mi sto assumendo una responsabilità importante, perché questo progetto non parte dalle carte, non parte dai bilanci, non parte dai progetti, ma parte dal cuore, e quindi proprio così istintivamente, dopo aver respirato questa aria di inclusività, mi sono lanciato in questo progetto e lo porto avanti con grande determinazione. La mia squadra ancora non lo sa, però insomma li ho appena informati. Però credo che insomma questo deve essere un progetto di città, quindi non è protagonista il sindaco, non è una promessa del sindaco. Qui ogni cittadino deve sentirsi libero e in dovere di contribuire con il proprio mattoncino, che può essere volontariato, che può essere una donazione, che può essere qualsiasi forma di sostegno a questo progetto, che diventerà, vedrete, un modello non soltanto locale ma sicuramente regionale e nazionale. Quindi un crowdfunding per Villa Margherita? Ma guardate, di solito ho visto progetti anche importanti, con finanziamenti importanti, fallire. Qui noi partiamo al contrario, partiamo dal cuore e dalle persone, e ne abbiamo davvero tante, quindi sono convinto che i soldi arriveranno, ci lanceremo e ci proietteremo in Europa attraverso le progettualità, andremo a bussare tutte le porte dell'istituzione, dai ministeri alla regione, anche all'assessore al bilancio del Comune di Treviso, e insomma un po' alla volta i soldi li troveremo. Però se ci sono i soldi e non c'è il cuore è peggio. Noi abbiamo tanto cuore, tante persone, e i soldi vedrete che arriveranno. Grazie al sindaco di Treviso Mario Conte. Abbiamo qui anche il presidente del CONI del Veneto, Sandro Ponchio, che ringrazio. Dino Ponchio, scusi. Il CONI, il ruolo del CONI in questa iniziativa. Bene. Perché il CONI, si potrebbe dire? Il CONI che valore aggiunto può portare? Allora, con la premessa che non portiamo soldi, portiamo tutto il nostro mondo, tutti i nostri servizi, tutto il volontariato che sottende il mondo dello sport. Mi piace ricordare che lo sport è per eccellenza inclusivo, non a caso abbiamo un Comitato Paralimpico, ma abbiamo tante attività. Stava parlando con noi per noi, prima dell'intervento della diretta, la mia vicepresidente, come la chiamo, la presidente Clara Campese, dell'equitazione. L'ippoterapia è notoria, è un farmaco, è curativa, e quindi mettiamo a disposizione tutto quello che noi possiamo fare, tutto il nostro mondo, che è formato nel Veneto da 13.600 società, da oltre 800.000 tesserati. Sul trevigiano Treviso è un'eccellenza. Tra le eccellenze mi piace ricordare, come è stato detto, la signora Mirella, che tra le cose buone che fa in televisione, nel sociale, che sta facendo e farà qui in particolare, mi ha fatto anche allenare stamattina, perché non essendo del luogo ho fatto un allenamento dopo anni per arrivare, quindi ringrazio
ringrazio anche di questo. Comunque noi ci siamo, ci saremo, siamo a disposizione. Il mondo dello sport ha molto da dare alle famiglie, ai genitori, ai ragazzi, e lo daremo volentieri. Ecco, mondo dello sport che, lo ricordiamo, per tutti ma soprattutto per le persone disabili ha subito un colpo durissimo dalla pandemia, con mesi di chiusura di tutte le palestre, di tutti i luoghi dove era possibile fare attività motoria, quindi è un'attività, diciamo quella di oggi, che assume un valore ancora maggiore. Ma certo, il signor Sindaco prima parlava di cultura in senso lato. A noi giovani insegnanti di educazione fisica degli anni 70 dicevamo lo sport è con l'accento cultura. Quindi noi facciamo cultura come molte altre forme di cultura. In questo momento, in uscita dalla pandemia, almeno spero, parlavo prima col direttore generale Benatti, noi abbiamo bisogno di aiuto, di aiuto il mondo dello sport dalle istituzioni, dagli enti locali, dai comuni, province, dalla sanità regionale. Ricordo che la sanità regionale e il dottor Benatti in particolare hanno messo a disposizione i tamponi gratis per la pratica sportiva, quindi facendo sistema credo che potremo fare tante belle cose assieme. Grazie a Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto. Si citava il direttore generale dell'azienda sanitaria dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno. Dottor Benazzi, qual è quindi il ruolo dell'azienda sanitaria per questo progetto così importante per l'inclusione delle persone con disabilità? Io credo, ho risposto più che altro a una sollecitazione importante di Mirella, che ci ha chiesto di mettersi anche noi in gioco in questo bellissimo progetto, che è di inclusione, perché significa che i giovani adulti possono venire qui, seguire gli orti, avere anche un'attività ludico-motoria, come diceva il presidente del CONI, fare la pet therapy, eccetera, ma soprattutto quello che è importante è anche, come dire, aiutare le famiglie nel momento in cui le famiglie hanno un luogo dove poter portare i propri cari, portare le persone a integrarsi con gli altri e a fare ovviamente attività di un certo tipo. Quindi per noi tutte queste situazioni che poi vanno a favore della disabilità eccetera sono positivissime. Credo che cercheremo anche noi, in accordo col Comune di Treviso e con la conferenza dei sindaci, di vedere poi anche all'interno del piano di zona che ruolo potrà avere questa realtà, che comunque è una realtà importantissima, perché comunque aiuta le famiglie e le persone disabili. Grazie al direttore generale dell'ULSS della Marca Trevigiana. Ritorniamo a parlare delle associazioni sportive, perché abbiamo qui con noi Clara Campese della FISE del Veneto, la Federazione degli Sport Equestri. Si parlavano di ipoterapia con il presidente del CONI. La vostra associazione quindi come sarà coinvolta in questo progetto? È stata coinvolta così, molto semplicemente, dando un'apertura alla richiesta di Mirella. Abbiamo immediatamente provveduto a contattare delle ASD, associazioni, quindi dei centri ippici qui della zona, che prontamente hanno aderito e pertanto si struttureranno in giornate, porteranno qui cavalli, porteranno qui pony, porteranno ovviamente i tecnici e tutto il personale per mettere a disposizione questo straordinario animale che è un grande maestro di vita e che, fra l'altro, a differenza dell'essere umano, non giudica. E per lui tutte le persone vengono valutate per quello che hanno dentro, per il cuore, per la sensibilità, e quindi per noi è veramente un onore poter dare un piccolo contributo, ma lo faremo con grande piacere a questa iniziativa. Quindi insomma potremo vedere in questo parco anche l'ipoterapia, potremo vedere i cavalli? Certamente sì, infatti i circoli coinvolti avranno all'interno dello staff delle persone che sono proprio qualificate per questo tipo di attività, perché ben si conosce la generosità e la disponibilità che il cavallo ha nei confronti dell'uomo. Si dice anche che non si capisce per quale motivo, ma l'animale, il cavallo, è felice di rendere felice l'uomo. Quindi così come è giusto che sia, è anche bene essere prudenti e rispettare quindi delle norme di sicurezza che, per chi conosce bene ovviamente l'ambiente equestre, è tenuto a rispettare. Questo ovviamente nell'interesse del buon svolgimento di questa iniziativa.
Grazie mille, grazie. Qui abbiamo l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Cristian Schiavoni, il sindaco. Buongiorno assessore, l'ha chiamata in causa direttamente, no? Ci sarà un po' da darsi da fare per portare avanti questo progetto così importante sul parco, ma l'abbiamo sentito insomma dal sindaco anche sulla villa. Sì, l'ho detto poco fa, in un mese abbiamo fatto tanto, insomma ha fatto tanto Mirella, e chissà che oggi sia l'inizio di un percorso nuovo dove abbiamo messo la prima pietra e tutti assieme si riesca a fare un progetto meraviglioso. Grazie a Cristian Schiavon, assessore al bilancio del Comune di Treviso. Qui abbiamo anche l'ISRA, Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, le case di riposo di Treviso, l'istituto per anziani più grande del Veneto. In che maniera verrete coinvolti come ISRA in questo progetto su Villa Margherita? Intanto una parola sul progetto, che io credo che sia una prima importante battaglia contro il pregiudizio che c'è nei confronti dei disabili e, se permettete, anche nei confronti degli anziani. Quindi questa è un'azione prima di tutto di carattere culturale, perché la nostra società ha bisogno di guardare con occhio diverso. La disabilità non sta nelle persone, la disabilità sta in chi guarda le persone. Quindi è l'occhio disabile del cosiddetto normale che noi cerchiamo di andare a modificare. Ecco, quindi questo è l'aspetto fondamentale. Su questo noi faremo la nostra parte, perché facciamo parte del sistema con il Comune e l'ULSS e tutte le associazioni. Noi cerchiamo di rendere migliore, cerchiamo di fare in modo che chi abita a Treviso possa dirsi fortunato di essere a Treviso e di vivere, diciamo, in questo contesto. E allora io credo, scomodo una cosa importante, dico il piano nazionale di resilienza e di ripresa e resilienza. Io credo che questo sia un primo atto del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché integra tutto ciò che è integrabile in un contesto nuovo e sviluppa un politica territoriale, che è ciò che bisogna fare per cercare di stare tutti bene assieme. L'ISRA ovviamente farà la sua parte. Grazie allora a Giorgio Pavan, presidente dell'ISRA, direttore, dell'ISRA, e qui abbiamo la preside del liceo, veramente, di questo istituto alberghiero Leppido Rocco di Lancenigo di Villorba. Prego. Ecco, buongiorno, abbiamo visto che ci sono qui molti ragazzi dell'istituto, ecco, che si stanno anche alzando in piedi. Ecco, grazie allora ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Treviso del Leppido Rocco. Preside, come siete stati coinvolti in questa iniziativa? I nostri ragazzi seguono il corso di vieni qui vicino a me, perché loro sono i protagonisti di lavorazioni artistiche alla scuola Leppido Rocco di Lancenigo. Siamo stati coinvolti perché Mirella ha chiesto di collaborare con la scuola, e colgo alcuni spunti del signor sindaco e del dottor Benazzi. Avete parlato di formazione. Loro arrivano dopo la terza media e fanno formazione nell'ambito culturale, professionale, e poi, come dico sempre io, ragazzi, i miei allievi devono essere i migliori. E quindi siamo come scuola la cerniera tra l'impresa e le istituzioni. Loro vengono formati in modo tale che all'uscita del percorso scolastico possano entrare nel sistema impresa dello Stato. E spesso e volentieri ce lo facciamo. Che cosa dire? Oggi sono qui con grande entusiasmo i nostri allievi e i nostri docenti, abbiamo una rappresentanza, perché sono felici di dimostrare quanto hanno imparato a scuola e come si sanno spendere nel territorio. Ecco.
Volete aiutarmi a dire qualcosa, ragazzi? Un saluto, un grazie alla signora Mirella che ci ha coinvolti, un grazie alle istituzioni che credono in noi e a Regione Veneto che finanzia il corso specifico per i nostri allievi. Emma, volevi aggiungere qualcosa? Sì. Sì? Ciao a tutti. Quanto contenta sei, Emma, oggi? Guardate il sorriso di Emma, e vai! Volevo aggiungere che non parliamo mai noi a scuola di inclusione, non viene usato dovete fare inclusione, la facciamo. Quindi tutte le attività proposte dalla scuola non hanno un'etichetta per A, per B e per C, tutti partecipano a tutte le attività con le potenzialità e con i riconoscimenti che possiamo dare. Quindi ecco che siamo una grande scuola con tanti bravi e brave allievi. Grazie. Ecco, Preside, lei accennava al post scuola, no? Questa funzione di raccordo che voi avete appunto tra le istituzioni, i ragazzi e poi il mondo del lavoro. Che riscontro avete per il futuro? Perché dopo la scuola questi ragazzi possono avere un futuro nel mondo. Allora, già al secondo anno gli allievi e le allieve partecipano ad un primo stage. Li collochiamo all'interno di realtà che possono essere cooperative di tipo B, piuttosto che imprese quali supermercati o ditte che possono accogliere i nostri ragazzini che sono in grado di dimostrare. Al terzo anno un ulteriore stage di 200 ore. Con questo dimostriamo al territorio le potenzialità e le conoscenze degli allievi. Il progetto che ha proposto Mirella è un progetto eccezionale perché avevamo noi in mente di fare un post triennio, chiamandolo quarto anno, quinto anno, dove si potrebbe organizzare una cooperativa o laboratori di produzione in modo tale che i ragazzi si possano autosostentare. Abbiamo aggancio con l'ULS e con i SIL del territorio in modo da dare i nominativi dei ragazzini per il collocamento e molto spesso capita anche che dopo un progetto triennale nell'ambito delle lavorazioni artistiche per ragazzini con certificazione, questi vengano inseriti in figure professionali per raggiungere la qualifica vera e propria. Quindi la scuola non pensa a un parcheggio triennale per ragazzi che magari hanno dei talenti diversi, bensì c'è una progettualità che va oltre il triennio accompagnandoli sino ad un'eventuale assunzione. Grazie allora al Preside. Noi chiudiamo questo collegamento. Sento la collega Daniela Sizzia allo studio. Allora, eccoci qui, un saluto da parte di... Io mi chiamo Riccardo Di Marco e sono rappresentante insieme con una mia amica. Grazie. Allora sento dalla regia che stanno chiudendo il collegamento. Io vi ringrazio per averci seguito e ringrazio naturalmente Mirella Tuzzato per questo importante lavoro su Villa Margherita. Da Villa Margherita è tutto, linea allo studio. Marta Marangon, eravamo a Villa Margherita a Treviso, le ultime immagini che arrivano proprio da lì, dove ecco, avete visto insomma, la giornata che sancisce un po' la riapertura del parco
alle associazioni che si occupano di disabili e che insomma vogliono dare una casa a tutti loro, a tutte queste associazioni, e avete visto insomma anche il lavoro importante svolto dalla nostra Mirella Tuzzato. E questa era Treviso, era un collegamento in diretta di questa domenica 4 giugno, quindi insomma una prima parte del nostro appuntamento che se n'è andata parlando di questo, e adesso insomma facciamo un po' il punto della situazione, di quello che è accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni qui da noi a Nord-Est. Certamente una delle notizie più importanti è quello dell'avvio dei saldi, insomma un po' in tutte le principali città del nostro Nord-Est sono partiti i saldi e insomma da quello che leggiamo c'è stata anche una buona risposta della gente, dei cittadini, quindi insomma numeri incoraggianti, numeri di ripresa, e i saldi dureranno fino al 31 agosto, questo va bene ed è importante ricordarlo. Quindi facciamo un po' un giro a Bassano per le vetrine e per i negozi e andiamo un po' a sentire che aria tira. Al via i saldi estivi e dopo l'annus horribilis la speranza è che riparta la corsa allo shopping. Abbiamo chiesto ai commercianti come sta andando questo primo giorno di saldi. Abbiamo buone previsioni, vediamo che comunque la gente è attiva durante la settimana, durante i weekend magari un po' meno perché preferiscono andare in vacanza o in giro, però siamo positivi. Bene, sono partiti un po' a rilento, però adesso la situazione si sta normalizzando. Ci sono tanti turisti e qualche ragazzo giovane anche. Stanno andando molto bene, sì dai, ci stiamo organizzando molto e è una bella giornata, speriamo che sia una giornata proficua per tutti. E se per la maggior parte dei commercianti i saldi sono previsti solo in alcune stagioni, per altri sono costanti e fanno parte di strategie politiche aziendali. Abbiamo sempre delle offerte, abbiamo sempre degli sconti, ogni mese cambiamo le offerte che abbiamo in negozio e noi lavoriamo tanto sulle offerte che possiamo proporre al cliente. Negli ultimi anni molte realtà commerciali si sono dovute adattare ad una nuova realtà, aprendo canali e-commerce. Ma allora, quale sarà il futuro dei negozi? Sicuramente l'e-commerce è un'attrattiva interessante, molte persone e molte aziende si stanno spostando anche su quei canali, però non abbandonando il commercio di vicinato ai quali sono abituati. Quindi il futuro sarà una situazione ibrida. Secondo me il miglior sconto è il bravo commerciante che ti sappia vendere il prodotto giusto. 12:30, domenica 4 luglio, ancora insieme per almeno un'altra mezz'ora per raccontarvi quello che sta accadendo a Nord-Est. Ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo. Eccoci di nuovo in studio, 12:35, abbiamo parlato di saldi, una pagina che vogliamo un po' approfondire, quindi ampliare andando anche nelle altre nostre città del Nord-Est. Prima vi do una notizia legata ai vaccini, una dichiarazione del ministro Speranza che dice che insomma la campagna sta procedendo in modo positivo e questa ha una conseguenza molto forte perché la situazione è cambiata in meglio, dice il ministro commentando i dati sull'ospedalizzazione e le terapie intensive, quindi è stato un calo di circa il 90%, anche di più nei casi di ricoveri e ricoveri in terapia intensiva. Però non è ancora vinta la battaglia, non si può ancora stare tranquilli, la partita è tutta da giocare, l'epidemia non è chiusa alla luce della presenza di nuove varianti, quindi poi vi do qualche altro dato, insomma non dobbiamo abbassare la guardia. Saldi estivi, dicevamo, al via anche a Vicenza, tra le altre città, i commercianti sono contenti perché si lavora di più, però sono un po' critici sulla partenza anticipata. Andiamo a sentire. Saldi estivi al via anche a Vicenza, Corso Palladio e le piazze si rianimano di gente nonostante il caldo. Sulle vetrine campeggiano le scritte con 30-50% di sconto sui capi a fare da richiamo ai tanti vicentini a passeggio. Mai come quest'anno il momento era atteso anche dai negozianti visti i mesi difficili trascorsi tra aperture e chiusure, limitazioni agli accessi dei clienti dettate dalla situazione pandemica. C'è grande aspettativa per questi saldi? Sì, c'è e li stavano tutti aspettando, quindi siamo fiduciosi.
proprio fiduciosi. Comunque l'inizio è stato bello e speriamo che sia anche un proseguo poi col tempo. Il periodo è stato difficile un po' per tutti, dalla parte del consumatore e dalla parte del commerciante sicuramente, quindi c'è voglia anche di leggerezza. Certo, non ci si aspetta che risollevino le sorti di un commercio che da tempo langue, ma di certo portano lavoro. Le associazioni di categoria stimano che la spesa media delle famiglie vicentine e venete si attesterà sui 171 euro per un giro d'affari stimato di 2,6 miliardi di euro. Un avvio di saldi che vuole essere anche di buon auspicio di un ritorno al negozio di vicinato dopo mesi dove l'e-commerce l'ha fatta da padrone, anche se partenza anticipata a sabato 3 luglio e non a fine mese non manca di destare qualche preoccupazione. Non va bene, secondo me i saldi, cioè dovremmo tornare un po' indietro e fare dei saldi veri a fine stagione. Noi compriamo a prezzo pieno per poi subito mettere in saldo. Un po' presto secondo me, comunque, perché dopo è sempre un discorso, ne usciamo adesso da questo Covid, per noi commercianti se non altro. Io sono contenta per la clientela perché giustamente è un vantaggio per loro. Per noi è un po' un'ulteriore difficoltà perché poi alla fine a prezzo pieno non si è riuscita a vendere quest'anno. La speranza in un ritorno ad una vera normalità è un buon auspicio e anche magari il ritorno dei matrimoni con un tocco di leggerezza in più anche in città. Stiamo un po' parlando di vaccini, campagna vaccinale, varianti del Covid, ma anche di, come avete visto, di saldi. Torniamo ai vaccini perché c'è una dichiarazione del virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, che dice: se, come pare, le varianti Delta sono molto contagiose, bisogna che la politica prenda seriamente in considerazione e velocemente anche in considerazione l'obbligo vaccinale per tutti, quindi obbligare al vaccino o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso, dice Burioni. Insomma, questa è un po' una notizia in effetti, tutto sommato. Non avevamo sentito parlare in questi termini della variante Delta. Ancora però i saldi, abbiamo detto, insomma, stiamo un po' approfondendo questa campagna di saldi estivi per vedere un po' cosa accade nelle nostre città, e quindi andiamo a sentire le voci raccolte a Bassano tra i cittadini. Non sto guardando sinceramente, però adesso vediamo se vedo qualcosina che mi interessa. Vediamo. Cosa le piace comprare? In questo momento sono in cerca di scarpe. Vediamo. E lei? Accompagno lei a scegliersi le scarpe. Non compro niente perché io ricevo i vestiti da amiche, mia mamma, eccetera, eccetera. Siamo pieni di vestiti, non voglio diventare dipendente dalle strasse, uso quello che ho e riciclo. Anzi, faccio solo shopping di frutta e verdura. Lei comprerà qualcosa in questi giorni? Penso che sì, dipende dall'alimento, dipende dal prezzo. Cosa ti piace comprare? Tutto, camici, pantaloni, scarpe. Voi avete iniziato a comprare? No, ma non compriamo adesso. Come mai? Perché abbiamo già tutto e siamo in partenza. Non compro perché ho gli armadi pieni e devo liberare prima tutto e dopo vedremo, insomma. Oggi ho iniziato a dare un occhio in giro, quindi di solito ne approfitto. Cosa prediligi maggiormente? Vestiti di solito, perché col caldo è sempre meglio stare belli freschi. Ho comprato un paio di scarpe e un paio di pantaloni. Quindi lo sfrutta il saldo fino alla fine? Sì. Assolutamente sì, anche un po' prima se riesco, e aspetto le occasioni. Lei comprerà? Assolutamente, sono qui apposta. Che cosa predilige? Scarpe. Ha già addocchiato qualcosa? Ma sto dando un'occhiata ai negozi. Voi comprerete? Certo. No, dai, sì, credo di sì, qualcosetta. Cosa predilige lei maggiormente? Vestiti. E lei cosa predilige? Faccio shopping. No, come mai? Perché quello che ho mi basta. Voci diverse, però insomma abbiamo visto dai numeri commercianti contenti in questo avvio di saldi. Prima parte del nostro focus
con la diretta da Treviso. Abbiamo insieme a Marta Marangon scoperto il parco di Villa Margherita, che sarà affidato alle associazioni che si occupano di disabili. Poi stiamo parlando un po' della campagna vaccinale, dei saldi, torniamo a occuparci di tamponi e di come si può dire, sequenziamento e ricerca del virus nella zona di Padova. Lo facciamo subito dopo una breve pausa, così poi facciamo il punto della situazione su alcuni focolai che ci sono appunto a Padova. Bentornati, 12:45, domenica 4 luglio e noi in vostra compagnia ancora per un po'. La cronaca, quello che è accaduto a Verona l'avrete certamente sentito, a Sant'Anna di Alfaedo ieri sono morti 2 bambini travolti dal tetto di un'antica ghiacciaia sulla quale stavano giocando. Ora la notizia è che quest'area è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Verona per accertare sia la dinamica di quello che è accaduto, sia per verificare chi è o chi era il proprietario di questa ghiacciaia, di questo manufatto, e se era stata segnalata la sua pericolosità. Le 2 piccole vittime risiedevano a Verona e si conoscevano dai tempi dell'asilo ed erano solite trascorrere il fine settimana insieme alle loro famiglie proprio lì lungo i sentieri della Lessinia. Davvero una tragedia. Dicevamo dei tamponi, del sequenziamento del virus, insomma della ricerca dei eventuali soggetti positivi al Covid in provincia di Padova. Ci sono dei nuovi cluster identificati nell'ultima settimana, ci sono 3 ricoverati in gravi condizioni e proprio per questo motivo l'ULSS 6 Euganea ha pronte 35.000 lettere da spedire alle persone che hanno più di 60 anni e che ancora non si sono vaccinate nemmeno con la prima dose. Facciamo il punto della situazione. Tamponi a tappeto per verificare la diffusione della variante indiana e della variante brasiliana a seguito dei cluster identificati nella provincia di Padova, ma l'arma più efficace, lo ricordano le autorità sanitarie, resta il vaccino. Per questo l'ULSS 6 Euganea dà il via in questi giorni a una campagna di recupero indirizzata agli over 60, i soggetti più a rischio che non si sono ancora vaccinati. Partiranno gli inviti scritti proprio in questi giorni con un piano ben preciso di vaccinazione per recuperare tutte le persone che hanno più di 60 anni, tuttora così per inciso, chi ha più di 60 anni, lo ripeto, può andare in qualsiasi momento a chiedere la vaccinazione ad accesso libero in una qualsiasi delle nostre sedi. Senza prenotazione è possibile ricevere il vaccino a monodose Johnson & Johnson. Le prime 5.000 lettere sono pronte a partire, a queste ne seguiranno altre 30.000. Intanto restano 3 le persone ricoverate nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, una 49enne affetta da variante Delta, una donna cingalese di 32 anni con la variante brasiliana e un 80enne rientrato da Santo Domingo di cui si attendono i risultati del sequenziamento che si sarebbe sottoposto a vaccinazione con un siero non riconosciuto dall'Unione Europea. Al cluster del campus di Isola Verde e a quello del condominio dell'Arcella si sono uniti 2 cluster, quello dei lavoratori di rientro dall'Uzbekistan e dell'educatrice tornata dalla Spagna con persone che non avrebbero seguito le regole di isolamento. Stiamo vedendo tutti questi viaggiatori che stanno rientrando, per quello siamo preoccupati, perché la gente si sta muovendo e nel giro di una settimana, settimana 10 giorni, vedere da 3 posti diversi persone che rientrano ci preoccupa. E come che ci preoccupa? Perché la gente deve stare in isolamento, prima cosa. Seconda cosa, ci preoccupa perché si sta diffondendo la variante indiana. Quindi avete sentito i 2 motivi di preoccupazione dell'ULSS 6, il fatto che chi si muove, si sposta, non segue a volte le regole, cioè non fa il periodo di isolamento previsto, e poi questa diciamo maggiore diffusione della variante indiana, la trasmissibilità, la velocità con cui si diffonde, che preoccupa, anche se i numeri rimangono bassi, quindi va detto che non c'è nessun allarmismo, però
ovviamente le autorità sanitarie guardano al futuro, cioè cercano già di prevedere quello che può accadere, ecco il motivo della loro preoccupazione. Andiamo a Bassano adesso, così mischiamo un po' l'attualità, la pandemia con quello che accade nelle nostre città. A Bassano infatti dopo i servizi di Rete Veneta, l'amministrazione comunale ha confermato che sulla fontana di Piazza Garibaldi verrà posta maggiore attenzione, multe salate in arrivo dunque per i maleducati, e la fontana tornerà a funzionare, quindi a zampillare acqua tra un po'. Le segnalazioni dei bassanesi e dei telespettatori di Rete Veneta sono servite finalmente a portare l'attenzione sulla fontana di Piazza Garibaldi. Per 3 volte nel giro di pochi giorni i nostri servizi, stimolati da messaggi e telefonate di cittadini indignati, hanno mostrato quanta schifezza si annida nell'antica fontana e quanto pattume venga abbandonato nelle vasche. Ora l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta conferma che c'è un problema. Ahimè, purtroppo qui devo toccare un tasto dolente che non fa onore ai cittadini che buttano le immondizie nella fontana. Per questo esistono i cestini, esistono i punti di raccolta. Il Comune darà vita a un'opera di sensibilizzazione per evitare che questa situazione si ripeta in futuro. E si porti rispetto a un elemento che è anche un monumento storico, e pertanto invitiamo tutti a non fare questo tipo di attività. Verrà intensificata l'attività di controllo da parte della polizia locale e sono in arrivo multe molto salate per chi non rispetta le bellezze cittadine. E sanzioneremo chi in qualche modo va a deturpare questo bell'ornamento che abbiamo in Piazza Garibaldi. E non è tutto. Entro qualche mese la fontana di Piazza Garibaldi tornerà in azione grazie a un progetto ad hoc già approvato dalla sovrintendenza. È un progetto che prevede la costruzione di una vasca interrata con elettropompa e che pertanto con acqua di ricircolo è possibile far funzionare la fontana. Bene, abbiamo sentito quindi l'impegno dell'amministrazione promesso per questo monumento della città di Bassano. Abbiamo sentito poco fa la dichiarazione del ministro Speranza invece sulla pandemia. Non è finita, la pandemia non è finita, la campagna vaccinale deve continuare con lo stesso ritmo. Siamo sempre sulle 500.000 vaccinazioni al giorno, però ci sono stati giorni scorsi in cui si era arrivati a 600.000 e ora c'è anche un po' un timore per un paventato calo, un annunciato calo di arrivi di vaccini per agosto, quindi ci sono alcune regioni che stanno rallentando le prenotazioni per il mese di agosto, però insomma cerchiamo di seguire anche questo fronte della lotta al Covid nelle prossime ore, quindi insomma cercheremo di tenervi aggiornati. Intanto l'avete sentito, le autorità sanitarie che dicono la gente ha cominciato di nuovo a muoversi, a viaggiare, quindi bisogna alzare il livello di attenzione. A proposito di questo è ripartito anche il collegamento tra Venezia e gli Stati Uniti, quindi insomma è ripartito il collegamento aereo che fa ripartire di conseguenza anche un po' sia l'economia per quello che riguarda il nostro aeroporto Marco Polo, sia per quanto riguarda proprio gli spostamenti di noi cittadini. Ore 11.05 aeroporto Marco Polo di Tessera, eccolo in arrivo il Boeing 767-300 di Delta Airline proveniente da New York. Il primo volo dopo la pandemia in arrivo dagli Stati Uniti, evento che segna la ripresa dei collegamenti intercontinentali. Partiamo con 3 voli a settimana, diventeranno 5 voli alla settimana ad agosto. Ad agosto aggiungeremo anche il Venezia-Atlanta e avremo una copertura settimanale, cioè c'è sempre un volo Delta ogni giorno sull'aeroporto di Venezia e 3 volte alla settimana ne avremo 2, un New York e un Atlanta. È un momento di ottimismo, un momento di liberazione, un momento anche di speranza, perché questo volo che arriva pieno oggi in città segna la ripartenza del turismo americano, quindi è uno dei turismi più importanti per la città. Una data importante per il Veneto e per Venezia, luogo molto amato dai turisti americani. Prima della pandemia, nel 2019, la città è stata visitata da 844.000 statunitensi. Questi voli potranno finalmente stimolare la ripresa dell'industria turistica in totale sicurezza. La nostra parte l'abbiamo fatta cercando di dare sicurezza e comunicandola anche agli americani. Sono già state inoculate 4 milioni di dosi di vaccini ai veneti e quindi il messaggio che noi vogliamo dare: venite tranquillamente in Italia, venite in Veneto, che i nostri luoghi sono sicuri. Con la riattivazione dei voli su New York, l'aeroporto di Venezia riapre ad un mercato di fondamentale importanza.
È bello vedere questo primo volo che arriva da New York con 214 persone su 225 posti, per cui ovviamente questo dice che c'è voglia di viaggiare, gli americani vogliono tornare in Europa e in particolar modo a Venezia. E allora un segnale importante che merita certamente attenzione, davvero ricomincia una fase nuova anche della nostra economia, oltre che della nostra vita, con questa riapertura dei voli tra Italia e Stati Uniti. Intanto adesso ci spostiamo di nuovo e parliamo però sempre di pandemia, andiamo ad Asiago dove si può effettuare un tampone in piazza gratuitamente. Stagione turistica in partenza e Asiago, domenica 4 luglio dalle 9:30 alle 12:30 in Piazza Carli, proprio in centro, offre a tutti i residenti e ai turisti la possibilità di effettuare gratuitamente un tampone rapido. La loro postazione, quella dei sanitari dell'ULSS 7 Pedemontana, sarà facilmente identificabile grazie alla presenza di un'ambulanza. L'iniziativa rientra nell'ambito del più ampio piano tamponi messo in campo dall'azienda sociosanitaria per potenziare la sorveglianza epidemiologica con un'attenzione particolare per i territori di villeggiatura, in coincidenza appunto con l'avvio della stagione turistica. Ecco, quindi avete sentito per oggi questa iniziativa importante ad Asiago con i turisti al centro dell'attenzione e per loro la possibilità di effettuare un tampone gratuito, un'iniziativa che era stata attivata proprio per oggi. 12:55 e abbiamo parlato di Venezia in termini diciamo positivi per quanto riguarda la riapertura, la riattivazione dei voli per gli Stati Uniti. Adesso invece parliamo più nel complesso di Venezia. Venezia città fragile che ha bisogno di aiuto. Il governo starebbe infatti pensando a un nuovo decreto Salva Venezia con fondi per gli approdi provvisori a Marghera, e quindi stiamo parlando di grandi navi e quindi potrebbe essere la fine del transito delle navi nel bacino San Marco e quindi questa possibilità intanto provvisoriamente di andare a Marghera. Sul fronte passaggio grandi navi in laguna, il governo Draghi appare orientato verso un nuovo decreto Salva Venezia. Roma è intenzionata ad accelerare anche dopo l'ultimatum UNESCO del 21 giugno per l'inserimento di Venezia nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità in pericolo. Il bando internazionale del porto offshore decreterà il progetto vincitore solo nel 2023. Nel frattempo sembra essere in arrivo una nuova norma del governo per imporre da subito lo stop al passaggio delle navi da crociera nel canale della Giudecca, puntando su approdi diffusi a Marghera. Io credo che non si possa pensare di prendere decisioni in 15 minuti che non sono prese in 15 anni. Tant'è, tra l'altro da qui a fine stagione è previsto il passaggio di poche navi, mi pare una decina, qualcosa in più, quindi io credo che vada gestito. L'UNESCO è molto importante, ma Venezia io credo sia un patrimonio dell'umanità anche a prescindere dall'UNESCO. Al vaglio in queste ore ci sarebbe un contributo economico statale per le infrastrutture necessarie all'accoglienza dei turisti a Marghera, che permetterebbe di imporre subito lo stop al passaggio della crocieristica a ridosso della città. Il governo è impegnato nella difficile conciliazione tra esigenze lavorative e tutela del territorio. Secondo fonti qualificate vicine al dossier Venezia, citate dall'ANSA, non si è mai stati così vicini come in questo momento alla soluzione del problema grandi navi a Venezia. Ho lanciato recentemente anche un appello attraverso una lettera al prefetto di Venezia perché convochi tutti i soggetti eletti nel Parlamento, istituzioni, categorie, parti sociali, perché la città discuta di questo dossier Venezia e trovi 3-4 punti di intesa su cui andare avanti tutti insieme. Allora questo è il futuro possibile per Venezia, uno scenario che si apre, uno scenario nuovo che coinvolge ancora una volta la vicenda delle grandi navi che va risolta ovviamente il prima possibile. Fronte pandemia abbiamo detto il ministro Speranza che non ritiene assolutamente chiusa l'emergenza, ma bisogna insistere con i vaccini che stanno procedendo a ritmo spedito, ma ci sono ancora troppi over 60 che non hanno nemmeno la prima dose. Allora abbiamo sentito come l'ULSS di Padova sta proprio contattandoli quasi uno ad uno per convincerli a vaccinarsi quanto prima, con la provocazione del virologo Burioni che da Milano dice che bisogna rendere obbligatorio il vaccino per accelerare la copertura della popolazione.
Una vicenda così bellissima, quella che invece vi raccontiamo adesso, con il Ponte Vecchio di Bassano e che è stato teatro, diciamo, della conclusione dell'impresa di Aldo Serraiotto, alpino artigliere di montagna. Vediamo. Ed eccolo arriva fra gli applausi dopo quasi un mese di impresa Aldo Serraiotto, alpino 75enne che il 5 giugno scorso era partito in pullman da Padova per la città bulgara di Plovdiv. Una pedalata per tornare a casa di ben 1500 chilometri. A spingerlo lo spirito alpino troppo imprigionato durante il lockdown. È andata molto bene. Ho trovato tanta collaborazione dove mi sono fermato. C'è stato proprio vedere un'unione fra i popoli, da dove vieni, dove vai, e tutti, insomma, mi sono trovato bene. Ecco. Qual è stata la difficoltà più grande? Perché lei dormiva col sacco a pelo, si cucinava da solo. Ecco, qual è stata la difficoltà? Beh, quando in salita sono stato penso a 600 metri e più, il freddo, che non ho dormito sulla tenda col freddo, ho trovato riparo in una famiglia, e allora perché proprio ci volevano altre coperte, chi pensava che a giugno trovare un freddo così. E sul ponte ci imbattiamo in un bacin d'amor, quale trionfo dell'amore che vince su tutto, con una splendida coppia di sposi ai quali vanno tutti gli auguri del mondo. Che cosa rimane nel suo cuore di alpino e cosa vuole trasmettere con questa impresa? Ecco, è il cuore alpino, la solidarietà. E la mia impresa è la congiunzione che siamo tutti uguali. Bellissimo davvero, bel messaggio e bella impresa anche da un punto di vista proprio fisico del nostro alpino. Sono le 13, quindi ci salutiamo, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento naturalmente poi è a più tardi con i nostri notiziari, Bassano, poi Vicenza, insomma vi terremo aggiornati anche su quello che sta accadendo in queste ore a nord-est. Grazie intanto per averci seguito, buon pranzo e a più tardi.